Venete sono tenaci. Zaia, è inutile che venga a dirmi che noi abbiamo l'eccellenza come sanità, No, paghiamo tutto. Non è più così. Noi purtroppo. paghiamo tutto. Perché già oggi noi in Veneto abbiamo 2000 posti di lavoro in più dal 1° gennaio 2015 e 2600 aziende venete che stanno già utilizzando il Jobs Act per la stabilizzazione, e questa è una risposta importante che diamo ai giovani, e io voglio in Veneto costruire un Jobs Act che consenta alle famiglie di affrontare il presente ma di costruire anche un futuro. Sta facendo il partito alcune scelte a favore dell'imprenditoria, media, piccola, micro, grande. Sta succedendo un'emigrazione dei nostri giovani. Io ho 2 figli, una figlia che lavora in Germania e un figlio che lavora in Canada. Ma siccome noi abbiamo la Lega delle quote latte, che per anni ha preso in giro i coltivatori, gli allevatori, dicendo non pagate, Roma ladrona, Zaia compreso, che all'epoca diceva agli allevatori non rispettate le quote, tanto ci sarà tempo. Certo, 4 miliardi e mezzo di euro già pagati dai contribuenti italiani, e dobbiamo pagare di tasca nostra un altro 1 miliardo e 700 milioni. Permette a gente nazista di andare in manifestazione con la Lega oggi. Io non metto la legge per bloccarli, ma questo fenomeno è di una gravità quando noi siamo morti da partigiani. Io sono profondamente orgogliosa di essere la nemica di Zaia e di Salvini, che in maniera vergognosa oggi hanno manifestato a Roma su un palco di fronte a chi, come Casa Pound, sventolava bandiere con la faccia del duce. Mi fanno schifo. E quindi quando io dico che tipo di comunità vogliamo costruire, è una comunità dove rimettiamo al centro la persona e la sua dignità.